dove la storia ha camminato lenta tra sabbia, vento e silenzio. Cavallino Treporti è un territorio sospeso tra mare e laguna. Qui l'acqua non divide, unisce. E qui la memoria vive e parla. C'è un luogo dove la storia ha camminato lenta, dove il vento ha accarezzato la memoria. Cavallino Treporti. Una sottile lingua di terra sospesa tra mare e laguna. Un paesaggio che parla e che ascolta. Un viaggio tra natura, storia e futuro. Un racconto che oggi vogliamo condividere. Ci troviamo a Cavallino Treporti, prima località balneare d'Italia per numero di presenze, ma in questa nuova puntata abbiamo scelto di raccontarvi anche l'anima di questo meraviglioso territorio. Con noi il sindaco, l'avvocato Roberta Nesto. Ciao Ida, come va? Bene, grazie sindaco. Ci troviamo a Cavallino Treporti, abbiamo detto che è la città più importante per numero di presenze turistiche in Italia, ma lei arriva anche da una pista ciclabile che è la più lunga d'Europa. Sì, tutto qui a Cavallino. Grazie, mi fa molto piacere accoglierti nella terra dell'ospitalità di Cavallino Treporti. È terra di ricettività, dei campeggi, è una terra molto ospitale ma anche molto bella. Piste ciclabili, tante, tutte molto belle, ma ce n'è una che è ancora più bella perché è a sbalzo sulla laguna di Venezia e ti sembra proprio di pedalare sull'acqua. Ma Cavallino Treporti è molto di più. Cavallino Treporti è ospitalità, è sapori della terra, agricoltura a chilometri zero con i prodotti veramente naturali, è pedalare sull'acqua, è avere degli immobili bellissimi, la storia che ci parla di un passato di guerra ma che oggi è sinonimo di pace. Ma per raccontarvi la storia di questo meraviglioso territorio vi lascio nelle mani di Alberto Ballarin, assessore alla cultura e a tante altre competenze. A presto sindaco, alla Grazie prossima Ida, vi puntata. aspetto a Cavallino Treporti. Nei primi degli anni Novecento qui in questo territorio c'era la necessità di costruire delle fortificazioni per proteggere Venezia. Ci troviamo a Batteria Pisani, vero Alberto? Benvenuta, Grazie, buongiorno. Eh sì, siamo a Batteria Pisani che è un luogo della nostra storia, proprio perché dai primi anni del Novecento ha caratterizzato la difesa nei confronti di Venezia, ma è stata anche un punto proprio di vita del nostro territorio. Ma poi nel 2017 questa location prende nuova vita. Grazie a chi e come? È diventata da luogo della guerra a luogo della cultura. Il comune di Cavallino Treporti, con un investimento importante di circa 3 milioni, ha portato a nuova vita questo luogo che era diventato nel frattempo un luogo abbandonato. E quindi l'ha fatto diventare un museo, un vero e proprio museo. È un museo della Grande Guerra, è un luogo che racconta la storia della Grande Guerra legata a Cavallino Treporti. Ma entriamo nel vivo di questo interessantissimo museo. Cosa può trovare qui il visitatore curioso? E siamo proprio nel posto giusto, perché qua abbiamo una chiara idea di come le fortificazioni a Cavallino Treporti sono diffuse su tutto il territorio. Ecco Batteria Pisani, dove siamo ora, ma abbiamo anche le importanti Batteria San Marco, Batteria Radaelli e la più tecnologica di tutte per il tempo, Batteria Amalfi. Tutti gli altri edifici sono delle torri, le cosiddette torri telemetriche, avevano il compito
di individuare e di dare la chiara indicazione, il chiaro punto esatto dove si trova la nave da colpire alla batteria di riferimento. Quindi era un sistema che per la tecnologia dell'epoca era avanzatissimo. L'emozione di toccare questi mondi, di vedere tutti questi reperti, la storia raccontata veramente dal vivo, come ad esempio questa. La possiamo vedere e toccare con mano, proprio perché qui sono vissute e sono passate tantissime persone. Vediamo una ferrovia. Questa era la Decaville, dove veniva depositato il materiale, le munizioni che servivano a rendere operativa la batteria, proprio caricare le munizioni dei 6 obici che erano disposti all'esterno in piazza d'armi. E noi, se siamo qui dentro e possiamo godere di tutta questa cultura, dobbiamo ringraziare 2 figure importantissime: lo storico Furio Lazzarini, che ha studiato e ci ha riconsegnato questa storia, e chi lo tiene vivo, perché un luogo della cultura è importante, ma deve esserci chi si prende il compito di tenerlo vivo. E quindi a tutto il personale di parco turistico. Una grande cultura unita anche allo spettacolo, perché sì, qui succede anche questo. Eh sì, ci sono dei bellissimi momenti di musica e anche di momenti di studio e di approfondimento su vari temi, e quindi vi aspettiamo a Batteria Pisani. È qui che 70 anni fa, precisamente nel 1955, nasce la vera rivoluzione turistica, la rivoluzione del campeggio, dall'idea vincente di una mente lungimirante del signor Angelo per Alessandro. Una storia tutta da raccontare. Sì, per intuizione di 2 pionieri del turismo, Angelo Macola e Ignazio Bock. Nasce qui sul litorale, allora non popolato da nessuna attività turistica, il primo insediamento a campeggio organizzato in Italia. E non è per niente che Cavallino è la prima località turistica in Italia. Sì, per l'appunto all'epoca nasce dall'intuizione di 2 pionieri del turismo, Angelo Macola e Ignazio Bock, che in qualche modo, sollecitati dalla richiesta della fabbrica di automobili tedesca NSU, una fabbrica che ha avuto un grandissimo successo negli anni, desideravano trovare un luogo dove i dipendenti potessero stendersi al sole e gioire delle bellezze dell'Italia. Si parte davvero da una piccola tenda. Per l'appunto arrivarono qui dalla Germania guidando le loro motociclette con una tenda montata sul predellino, una cosa incredibile ai giorni nostri. Sono passati 70 anni e Union Lido, come altri camping della zona, cosa sono diventati? Sì, siamo attualmente a 29 campeggi sul litorale, un'offerta ricettiva 5 stelle che è il fiore all'occhiello del Veneto dal punto di vista dell'aria aperta, una destinazione che raccoglie ben 7 milioni di pernottamenti all'anno, veramente incredibile se pensiamo da dove siamo partiti. Al giorno d'oggi il campeggio è un mix tra natura e tecnologia, Sì. ma anche futuro. Sì, ne abbiamo un esempio alle nostre spalle, sono piazzole luxury fronte mare, quindi veramente c'è un connubio tra la tecnologia delle case che producono e la natura che ospita questi mezzi straordinari. E da qui sopra si vede il mare? Sì, assolutamente sì. E allora saliamo, Andiamo a vederlo. E si dice che i cani sono proprio come i bambini, perché qui trovano posto ideale per giocare, per divertirsi. Assolutamente sì, un dog camp aperto nel 2015 che ogni anno registra sempre più afflusso. Incredibile, degli anni abbiamo quasi 400 cani. Di bambino in bambino, al divertimento vero e proprio. Un luogo pensato per il divertimento dei bambini, famiglie con bimbi 0-12, quindi un focus su queste famiglie che diventa sempre più importante con giochi, tematizzazioni, acqua park, spray park, un insieme incredibile di alternative per rendere felici i nostri bambini. Campeggio, ergo, sport, natura, divertimento, libertà, cosa manca? Qui all'interno di Union Lido circa una 50ina di ristoranti, bar, negozi, supermercati, un'offerta che spazia a 360 gradi, puntata soprattutto sulla diversificazione nel mondo gourmet,
con un'offerta gastronomica unica. Il turismo all'aria aperta non è soltanto natura, è anche servizio, e un servizio soprattutto pensato e calibrato su ognuno dei nostri ospiti. Questo è il risultato di un campeggio 5 stelle. Qui a Cavallino Tre Porti abbiamo l'esempio di una nuova visione. La tradizione si sposa all'innovazione, naturalmente al futuro. E questi, signori, sono fiori che si mangiano. E qui ci sono le radici ferme e profonde nella terra di Stefano. Ciao Stefano. Ciao. Uno sguardo, abbiamo detto, al futuro, sì. Ce lo racconterai il futuro, ma facciamo un passo indietro nella tradizione. Nasciamo come azienda nel 1957, io sono la terza generazione che ha iniziato mio nonno e come la maggior parte delle aziende in quegli anni producevano frutta, la famosa pesca di Cavallino, fino al 1966 con la grande alluvione che poi ha fatto sì che mutassero le produzioni di Cavallino Tre Porti in ortaggi. Una curiosità, cosa si produceva con la frutta, con la pesca? La pesca, la famosa pesca da cui è nato il Bellini. Poi succede che per dar da mangiare ai bambini non potevano aspettare di ripiantare delle piante da frutto, perché come ben sappiamo ci vogliono 3 anni prima che la pianta vada in produzione, e si è iniziati con la coltivazione di ortaggi. A oggi questa è l'unica azienda biologica di Cavallino, siamo certificati dal 1999, per la produzione di piante aromatiche. Il futuro è ancora più in là. Io davvero non avevo mai sentito parlare di un fiore che si mangia, ma al giorno d'oggi sì. Per cosa è indicato? Per ristoranti? Noi li facciamo per la ristorazione, per la decorazione del piatto, ma in una visione diversa, non dar solo una decorazione, ma dare anche delle consistenze e dei sapori. Vieni Ida, vieni! Dimmi, cosa vuoi farmi vedere? Tutti sanno regalare una rosa, io ti regalo un fiore di zucchina. Ma che bello! Cavallino Tre Porti si presta per tutte le tipologie di ortaggio e abbiamo dei sapori unici dati dalla zona. Per terra abbiamo sabbia, uguale di quella che trovi in spiaggia. Troviamo le conchiglie in mezzo alla sabbia dove noi coltiviamo. Quindi ricca di cosa? Di che minerali? È ricca di quasi niente. Che fa la differenza è l'aria che abbiamo. Siamo una lingua di terra dove da una parte abbiamo la laguna e dall'altra abbiamo il mare. Quindi aria salata da entrambe le parti e l'aria salmastra conferisce sapore ai prodotti. Per quello a Cavallino abbiamo dei prodotti che sono unici e irripetibili. Abbiamo detto che i tempi cambiano, si guarda al futuro e qui non si poteva non guardare al futuro. Un'azienda agricola che diventa ospitalità. Allora, Cavallino Tre Porti, come prima spiaggia d'Italia, penso sia un esempio di ospitalità e l'agricoltura deve creare un connubio con la parte turistica. Su questo ci stiamo lavorando da anni, quindi da tutti i percorsi ciclabili che sono stati creati, le strutture di eccellenza che abbiamo e abbiamo un'agricoltura di eccellenza con prodotti estremamente particolari. Noi come azienda da 3 anni abbiamo aperto il nostro agriturismo, apriamo un giorno solo alla settimana, Sì. per coerenza. L'ospite viene, chi ha piacere fa una visita guidata, abbiamo creato un orto didattico col nostro agronomo, facciamo vedere i nostri apiari e poi viene a degustare i prodotti che coltiviamo noi. Cavallino Tre Porti è un racconto di acqua e di vento. Una terra che ricorda, che accoglie, che costruisce il futuro rimanendo fedele alla sua anima. Qui il viaggio non finisce, qui il viaggio comincia.